per iniziare questo incontro intitolato Madre Piccola che insomma questi incontri erano stati pensati una serie di incontri dedicati ai rapporti fra la cultura italiana e la cultura somala, sono stati vari vicissitudini, alcune bellissime, e alla fine siamo riusciti a fare questo incontro e siamo veramente contenti e ringraziare anche un po' tutti quelli che ci hanno aiutato per realizzarlo. Bene, buon incontro, buona potere legge, grazie a tutti. Ecco, funziona, sì. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto un grazie doveroso a Pordenone Legge che ci ospita, un grazie a Cristina Alfara che ha accettato questo invito di essere qui con noi questa sera per parlarci di temi molto interessanti e soprattutto a noi molto cari. Un ringraziamento speciale, mi sento di farlo, al nostro amico in comune Piero De Petris che ha organizzato questo incontro, questo appuntamento a Pordenone Legge con molta organizzazione appunto negli ultimi mesi e ci siamo riusciti, insomma siamo qui e siamo felici di essere qui. Siamo qui per un appuntamento importante perché quest'anno Cristina Alfara, che fra poco presenterò in alcune sue dati anche personali, insomma così per chiarire un po' il quadro della sua vita, delle sue esperienze, ma quest'anno ha ripubblicato il suo primo romanzo, Madre Piccola, pubblicato per la prima volta nel 2007. Quest'anno, dopo 15 anni, è stato ripubblicato per la casa editrice romana 66th and Second. Spero di averlo pronunciato bene, perché è un nome appunto straniero, inglese, però in realtà è una casa editrice italianissima, appunto, che ha sede a Roma, che pubblica dei testi molto interessanti, tra cui gli ultimi lavori proprio della nostra autrice, di Cristina Alfara. E da qui io vorrei partire proprio da questa riedizione, ripubblicazione, che secondo me chiude a questo punto anche un cerchio, se vogliamo, che dura da 15 anni, che si è aperto appunto nel 2007 e che contiene però al proprio interno degli altri testi, delle altre scritture, delle altre esperienze che nel corso degli anni l'autrice ci ha regalato. E avremo modo anche, credo, di toccare questi altri testi di Cristina Alfara, quindi parlando del Comandante del Fiume, che è un altro suo romanzo pubblicato nel 2014, oppure di un altro libricino molto molto interessante che è La danza dell'Orice, per esempio. Quindi questi testi hanno accompagnato la scrittura e anche l'esperienza della nostra autrice nel corso di questi 15 anni. Oggi sono stato chiamato un po' all'improvviso, no? Quindi questo un po' lo sappiamo. E mentre uscivo da casa e venivo qui a Pordenone, perché io abito a Trieste, pensavo un po' con la mentalità dell'insegnante che ho, oddio, mi devo preparare, non ho avuto il tempo di prepararmi l'intervento, no? La lezione, sono tutto regolare, cerco di esserlo almeno. E invece in questo caso poi ho pensato in macchina, ma forse dovrei fare un esercizio diverso, no? Oggi, quello che io ogni tanto chiedo anche, anzi spesso ai miei studenti, cioè dopo tutti gli anni di letture, di esperienze, anche di contatti che abbiamo avuto, che ho avuto il piacere di avere con Cristina, epistolari, di incontri anche, che cos'è che posso dire, raccontare un po' anche così a braccio, senza dovermi preparare, no? Quali sono le sensazioni, le emozioni, anche un po' le parole che mi vengono in mente, ricordando la scrittura, i testi, le storie che ho letto di Cristina. E allora, pensando in macchina venendo qua, ho pensato a tre parole, attraverso le quali vorrei appunto introdurre questo nostro incontro e per poi lasciare ovviamente la parola alla nostra autrice. Queste tre parole sono: la prima, storia, perché in tutti i testi, i racconti, i romanzi di Cristina c'è la storia sua
ma c'è la storia anche, la grande storia, c'è la storia dell'Italia, del nostro paese, ma c'è la storia anche di un altro paese molto importante per l'Italia, oltre che per Cristina, che è la Somalia. E questa storia noi la ritroviamo sempre nei testi di Cristina, è una storia che ci appartiene, anche se molto spesso l'abbiamo respinta come cultura italiana. È la storia di un rapporto molto lungo, durato quasi 100 anni, forse un po' di meno, ma insomma molto lungo, di dominazione, di colonialismo, terminato, questo mi piace ricordarlo, secondo me è molto importante, nel 1960, quando l'Italia ha lasciato la Somalia dopo la fine dell'amministrazione fiduciaria, questo protettorato attraverso il quale l'Italia avrebbe dovuto guidare la Somalia verso la democrazia. E questa parte della storia torna, per esempio, nell'ultimo romanzo di Cristina, Le stazioni della Luna, che è stato pubblicato l'anno scorso, nel 2021. La seconda parola è diaspora. Diaspora perché questo legame tra Italia e Somalia non è spezzato, non è scomparso, anzi c'è ancora oggi, ma c'è sempre stato anche nei decenni passati. C'è stato soprattutto da quando in Somalia, dopo il 1991, è scoppiata la guerra civile. E la diaspora lega l'Italia e la Somalia, ma lega anche i somali poi tra di loro e con il resto del mondo. La diaspora sono questi fili che ben descrive Cristina proprio nel suo primo romanzo, Madre Piccola, che è stato ripubblicato quest'anno, e descrive molto bene questi fili interminabili che vengono appunto allungati, che raggiungono parti molto lontane del mondo, molto lontane dalla Somalia, l'America, l'Africa stessa, altri paesi dell'Africa, l'Europa, l'Australia. Quindi sono dei fili veramente che congiungono e uniscono persone che stanno molto distanti, ma che hanno dei rapporti molto stretti, rapporti familiari, rapporti d'affetto, sentimenti, emozioni, anche sofferenze che hanno provato durante la guerra, ma anche prima della guerra, perché ricordiamo che in Somalia c'è stata anche una dittatura per molti anni prima dello scoppio della guerra civile. E la terza parola che mi è venuta in mente durante questo viaggio per raggiungere Pordenone è lingua. È lingua perché parliamo di libri, parliamo di testi, parliamo di letteratura e quindi è fondamentale soffermarsi anche sulla lingua. E la lingua di Cristina Alifara è una lingua preziosa, secondo me è una lingua ricca, una lingua ricercata, è una lingua che nasce anche qui, a mio parere ovviamente, insomma poi chiederemo alla scrittrice che è qui, che nasce dall'esperienza, quindi dalla sua esperienza biografica, dalle sue esperienze di vita, dal suo percorso quindi, ma anche da un grande studio, da una grande ricerca. Una ricerca proprio che è anche una ricerca universitaria, una ricerca che Cristina Alifara continua a fare a praticare attraverso per esempio delle esperienze di studio e di scrittura in residenze all'estero, oltre che in Italia, oltre alla sua vita in Italia o in altri paesi d'Europa. È una lingua che è ricca di immagini, è ricca di simboli alle volte, è ricca di fantasia, è una lingua che si intreccia molto con la tradizione somala, la favola, la fiaba. Quasi tutti, praticamente, se non tutti i testi di Cristina iniziano o raccontano al loro interno delle favole della tradizione somala. Penso al comandante del fiume, ma penso anche alle immagini della danza dell'Orice, no? Questo zio e questa nipote che vagano attraverso il deserto e cercano di scappare per avere salva la vita, no? E incontrano questo animale misterioso che nasce appunto da una leggenda. Quindi questo assolutamente una lingua molto, molto ricca di immagini, ma poi c'è anche l'incontro con l'italiano. Ed è bello soffermarsi ad analizzare certe parole che
Cristina usa, perché proprio, per esempio, in Madre Piccola, il suo primo romanzo, ci sono molti neologismi, parole nuove che nascono dall'incontro tra la lingua italiana, imparata in famiglia, studiata a scuola, letta nei libri, e il somalo. Il somalo, che anche questo ovviamente è parlato in famiglia, ricordato attraverso le canzoni, le poesie, no? Le poesie della tradizione somala. Anche questo è un campo di cui Cristina si occupa spesso nel corso delle sue ricerche, oltre che al teatro, per esempio, l'antica tradizione del teatro somalo, a cui ha dedicato molti anni, studi, e anche c'è stata una recente pubblicazione relativamente appunto a questo. Quindi è una lingua che nasce da questo incontro ed è secondo me molto interessante, proprio perché parliamo di libri di letteratura, soffermarci su questo aspetto, sull'aspetto della lingua, come nasce questa lingua, e poi questa lingua che viene parlata appunto dai personaggi di Cristina, che sono personaggi della diaspora che si muovono, si spostano, vivono esperienze diverse, partono dalla Somalia, arrivano in Italia, ma vanno anche in altri paesi. Quindi abbiamo l'incontro anche tra diverse lingue, se vogliamo. Ecco, questo è un po' quello che mi era venuto in mente oggi venendo qui a Pordenone e riflettendo su tutto quello che avrei potuto dire, un po' così, in pochi minuti per riassumere, ecco, l'esperienza e la scrittura di Cristina. Poi per quanto riguarda appunto la sua biografia, la sua vita l'ho un po' descritta dentro questo mio discorso. Cristina è italo-somala, è nata da padre somalo e madre italiana, nasce a Verona in Italia, poi ha vissuto molti anni in Somalia fino allo scoppio della guerra civile nel 1991, di cui lei è stata una testimone appunto di questo scoppio, e poi è partita anche lei ed è arrivata in Italia, ha vissuto in vari paesi d'Europa e oggi è qui con noi questa sera. Quindi insomma spero di aver fatto un quadro, seppur così esaustivo, di quello che è l'autrice che è qui con noi questa sera. Vorrei partire proprio dall'occasione per cui siamo qui, cioè la ripubblicazione di questo romanzo di Madre Piccola, che è un testo importante perché è il tuo primo romanzo, no? È il tuo primo romanzo, quindi la domanda, vorrei partire con una domanda, poi ovviamente ce ne saranno altre, ci sarà anche lo spazio per delle domande del pubblico verso la fine del nostro incontro. Io ho letto anche la tua intervista appunto che hai rilasciato al manifesto in occasione di questa ripubblicazione. Qual è stato il motivo, Cristina, che ti ha spinto ad accettare questa sfida, se vogliamo, questa novità, e con quale spirito l'hai affrontato e cosa c'è di nuovo da dire in Madre Piccola, ecco, che ci hai voluto raccontare a noi lettori, a noi tuoi lettori, ecco, ma insomma anche a tutto il pubblico che ti segue. Ecco, partiamo da questa prima domanda e poi facciamo un altro. Buonasera a tutti, mi sentite? Io ho una voce molto sottile, sono molto felice e emozionata di essere qui e ringrazio anche il Pordenone Legge, ti ringrazio per questa bellissima introduzione, ringrazio Piero De Petris che mi ha invitata e mi ha voluta qui. Tutti questi mesi li abbiamo comunicato e sono veramente molto felice e molto grata per questa occasione. Comunque Madre Piccola è un romanzo che è uscito 15 anni fa e in qualche modo, come dire, nell'assumere la mia biografia, io sono nata a Verona, mio padre era bene in Italia negli anni 70 come studente e questo è già un elemento importante nella storia, parlavamo di storia e io sono frutto di questa storia. In quegli anni molti studenti somali venivano in Italia a studiare e in questo modo ebbe modo di incontrare mia madre. E quindi io nacqui dalla relazione, dall'amore di questi
due studenti. Ci tengo molto a raccontare anche che mia mamma era molto giovane quando sono nata e non sapeva nulla della Somalia, quindi alcune volte le relazioni prescindono anche, come dire, delle proiezioni, della consapevolezza che noi abbiamo della storia che ci ha preceduto. E quando ero molto piccola, avevo 2 anni, hanno deciso di trasferirsi in Somalia. Io sono nata all'inizio degli anni 70. Il somalo è una lingua che ha una ricchissima tradizione letteraria, ma è stato scritto, diciamo, presto, è stato più o meno alla mia età, è stato scritto nel 72 e c'era un progetto molto forte in quegli anni, poco dopo l'indipendenza. Per i somali era molto importante scrivere la lingua ufficialmente, quindi tutta questa generazione di giovani somali credeva molto nell'istruzione della propria lingua madre, perché fino ad allora la Somalia era stata in qualche modo storicamente divisa per varie colonie, quindi in ciascuna parte della Somalia si utilizzavano delle lingue coloniali diverse. Quindi nei primi anni studio vado in una di queste scuole somale e poi, poiché il progetto era un progetto immenso, immaginatevi un sistema di istruzione che ha bisogno di libri scritti improvvisamente, velocemente, era un progetto meraviglioso ma immane, quindi molto presto mio padre rinuncia a questo sogno. Io ho frequentato quasi sempre le scuole italiane, quindi la mia istruzione, pur crescendo a Mogadiscio, la mia istruzione formale avviene in italiano e si studiava in quegli anni naturalmente con i programmi di studio letterari esattamente come in Italia. Quindi io completo questi studi là e negli anni 90 scoppia la guerra civile e lascio la Somalia per vivere inizialmente temporaneamente a Pece, in Ungheria, dove viveva e insegnava a mia madre, e poi quando un po' più tardi, un paio di anni dopo, vengo in Italia. Io racconto sempre questa storia che il momento, ultimamente ho realizzato per me il momento della guerra civile. Io sono diventata madre per la prima volta molto giovane, quando avevo 18 anni, anche 18 anni, e il mio primo figlio è nato a Mogadiscio, e quindi in qualche modo per me la guerra e la maternità, che sono due esperienze anche apparentemente molto contrastanti, no? E nasce insieme, cioè la guerra con la nascita in qualche modo, con la maternità. E quando ero ragazza usavo scrivere quotidianamente, avevo questi diari come probabilmente molti adolescenti fanno, e scrivevo in italiano, però tutto il mondo circostante, pressoché tutto il mondo, tranne le mie compagne di scuola, le mie madri, così, si parlava somalo, quindi già lì c'era una sorta di trascrizione anche delle storie, ma soprattutto della geografia, dell'ambiente esterno, che aveva un altro tipo di linguaggio, anche un altro tipo di immaginario rispetto ai libri in italiano che leggevo. Per molto tempo, dopo la guerra, sono stata incapace di scrivere, ma persino di parlare. E il problema, il tema è che non riuscivo neanche a scrivere una lettera, una riga, un messaggio. E il fatto era che mi mancava veramente il linguaggio. Quando parli di lingua e di linguaggio, non avevo il mezzo, non riuscivo a comunicare l'immensità di quello che era accaduto, no? Il mondo circostante non mi riconosceva, innanzitutto in Italia, come parte di questa società, come parte di questa storia. Per me era qualcosa di assolutamente che mi aspettavo in qualche modo, arrivando dalla Somalia, che per noi in Somalia tutti conoscevano l'Italia, in qualche modo io ero nata a Verona, mia mamma era italiana, quindi era una cosa che davo un po' per scontato, no? Di affrontare un esilio, però andare in un luogo che mi avrebbe riconosciuta. E questo non riconoscimento, legato a quell'età e a un'esperienza così enorme come quella della guerra e della maternità, non avevo veramente le parole per comunicare. Finché racconto questa storia, la racconto nell'introduzione di Madre Piccola, a un certo punto, dopo circa 7 anni dalla guerra, quindi mio figlio aveva 7 anni, vado a trovare mio padre che viveva all'epoca in Olanda come rifugiato politico, e già questo è anche interessante perché
molti somali, Piero lo sa benissimo, all'inizio degli anni 90 moltissime città italiane erano piene delle piazze di somali che però piano piano se ne sono andati perché per questa mancanza comunque di riconoscimento. Quindi vado in Olanda, man mano la comunità si fa sempre più fine, più sottile, vado in Olanda a trovare mio padre e la mattina prima di partire, siccome io sono miope, vedo poco, all'epoca avevo queste lenti, come dire, annuali, mi faccio per infilarmi le lenti, ma ero molto emozionata perché era molto tempo che non viaggiavo, non prendevo un aereo e una delle lenti mi cade per terra. A quel punto io potevo appunto infilarmi gli occhiali, avevo anche gli occhiali da vista, ma nessuno mi aveva mai visto con gli occhiali perché la miopia era qualcosa che era nato dopo, per me dopo la guerra e quindi non volevo, per vanità, non volevo farmi vedere con questi. E quindi parto praticamente con questo sguardo, voi sapete chi è miope, sa che la miopia praticamente vedi molto bene da vicino, però quello che è lontano è in qualche modo offuscato e in qualche modo è anche l'illusione che questo sorta di velo sia qualcosa che ti protegge dallo sguardo esterno, cioè pensi che gli altri ti vedano come tu vedi il mondo. E quindi arrivo, varie persone che conoscevo, con cui ero cresciuta, vengono a prendermi e quindi in qualche modo, hai parlato di diaspora, è così che nasce il mio primo impatto con la diaspora, molto nitido da una parte, perché da una parte dello sguardo vedevo molto bene e dall'altro era completamente annebbiato, quindi questo fatto di essere dentro e fuori costantemente, questa sorta di differenza di focus. E molti mi sono venuti a prendere, sapete che in Somalia quando l'arrivo è una cosa, è una celebrazione, no? Tutti ti vengono a prendere, entriamo dentro questa macchina dove c'è il profumo di incenso, di ussi, la musica somala, e però al di fuori il panorama è assolutamente straniante perché siamo in Olanda, piove, fa freddo, è tutto molto, molto diverso da come era Mogadiscio, come gli ambienti che io legavo a quella musica, a quei suoni, a quegli odori. E, come dire, inizio a sentire delle storie, comincio a sentire delle storie di persone che tutto sommato avevano vissuto un'esperienza molto simile alla mia e piano piano comincio a recuperare le parole, e a ritrovare il linguaggio, no? Come se questo contatto mi desse la possibilità di ricominciare a parlare. Quindi torno a Roma e improvvisamente riesco a scrivere. Era l'inizio, quindi non scrivo non inizio subito con i romanzi, soprattutto io comincio a scrivere poesia perché mi permetteva anche di non scavare troppo. Poi comincio a scrivere dei racconti e mi accorgo che in quasi tutti i racconti che scrivevo all'epoca, quasi tutti i personaggi, seppur molto diversi tra loro, avevano in qualche modo c'era un filo comune che era legato, che era praticamente questo momento del prima e il dopo, cioè prima della guerra e il dopo, qualcosa che accadeva e che cambiava completamente il destino di queste persone, un segreto che però le faceva in qualche modo rinascere. E da lì nasce Madre Piccola. Se vuoi dire qualcosa, altrimenti posso... Sì, certo. Scusami. No, ce l'ho. Sì, no, molto interessante questo appunto, quindi è stato un processo come tu ci stai raccontando, ci hai raccontato lungo, no? Che è durato anni, quindi, e la guerra, anche questo si legge appunto come l'esperienza di Cristina, ma poi come noi troviamo anche in quasi tutti i tuoi testi, come hai detto, una cesura, un momento in cui veramente c'è una forte divisione, una frattura all'interno del popolo somalo, proprio perché la guerra spezza tutta quella che è la storia precedente, fatta di esperienza coloniale, post-coloniale, il protettorato, gli anni della democrazia, pochi, effimeri, perché 9 anni, meno di un decennio, però ricchi di entusiasmo, ricchi di voglia appunto di slancio verso il futuro, e poi gli anni della dittatura, e la guerra sembra che appunto
faccia crollare come un castello di carte, dove, come dici tu, tanti personaggi che evidentemente poi rappresentano anche tante situazioni, esperienze reali, celavano dei segreti e che poi questi vengono appunto con la guerra o a causa della guerra rivelati. E questo scatena un processo lungo di elaborazione che per molti, appunto come dice Cristina, è durato veramente anni, forse per alcuni non è ancora finito, non è ancora terminato. E questo andare via e poi senza avere una sicurezza del ritorno. Ecco, dal punto di vista della lingua, appunto, Madre Piccola è un'esperienza molto forte. Io ricordo che quando lo lessi, appunto, nel 2007 appunto andavo all'università ancora, ed è stata un'esperienza forte perché ti fa entrare dentro un linguaggio che è usato per entrare dentro l'anima di questi personaggi, dentro i loro pensieri anche, e quindi una lingua appunto ricca di immagini, di riflessioni, dove c'è un filo, che è il filo della diaspora, che lega però in realtà tutti i pensieri di questi personaggi. Parliamo di Barney, parliamo di Domenica, che sono legate da questo filo e si cercano, si pensano, i loro pensieri sono fortemente collegati. Ed è interessante vedere come le persone, come appunto ha detto Cristina, che arrivano poi in Italia, non tutti si fermano in Italia, anzi molti vogliono andare in altri paesi d'Europa, in Olanda, in Svezia, in Danimarca, però poi c'è il contatto con la lingua, che anche qui è estremamente interessante quello che ci ha detto Cristina. L'italiano per la maggior parte dei somali, per molti somali, era quasi una seconda lingua, una lingua vicina, una lingua familiare, una lingua studiata. E come ci ha detto Cristina, una volta arrivati qui però c'è stata questa non accettazione, questo respingimento, e questo si riflette anche nella lingua, perché una lingua che tu hai imparato a fare tua, oltre alla tua lingua madre, non la senti molto vicina, non la senti come una lingua straniera.